curare da Elisa Bugin e Michele Zanchetta. Buongiorno. Siamo al castello di Collalto per raccontarvene la storia e lui è proprio l'esperto nostro di castelli, storico e archeologo e autore dell'Atlante dei castelli tra Piave e Livenza, Grazie, libro che Elisa. consiglio a tutti e che ovviamente ho anch'io e mi sono anche fatta autografare nonostante l'amicizia con Michele. Allora Michele, cosa ci dici di questo castello? Io partirei addirittura, anche per metterti un po' in difficoltà, dalla preistoria del castello. Quindi Certo. cosa c'era prima del castello? Beh, allora, buongiorno a tutti. Sì, c'è una preistoria del castello, nel senso che questo crinale con andamento, diciamo, sud-ovest-nord-est è stato interessato in età preistorica da frequentazioni durante l'età del bronzo e nelle vicinanze anche dell'età del rame. Adesso, come vedete, c'è il castello dietro alle mie spalle a sinistra e poco a destra c'è il cimitero. Sta arrivando un aereo, quindi dovremo camminare continuamente lo stesso con questo genere di disturbo, quindi ci scusiamo, ma non, come potete immaginare, non dipende da noi. Certo. Allora, dicevo, il castello, sì, l'area del castello è stata interessata da frequentazioni durante l'età del bronzo, l'età del rame, dicevo, un po' in generale nell'area tra Collalto e il castello di San Salvatore, precisamente a Colfosco, sono stati trovati anche resti dell'età del rame, ma in generale in questa zona qua abbiamo frequentazioni dell'età del bronzo finale, contestuali con resti di ceramiche, frammenti di vario tipo che fanno supporre a una presenza probabilmente di un insediamento, ma non è mai stato contestualizzato quanto grande. Di certo è che in età alto medievale abbiamo altri ritrovamenti di ceramica alto medievale che ci fanno immaginare che comunque l'area castrense fosse occupata da una prima forse una Curtis Una Dominici, non lo sappiamo, Ma non lo sapremo mai. quando è che si è cominciato a usare la parola castello per questo insediamento? Sì, diciamo che c'è stato un documento che è stato interpretato in vari modi, in particolare è del 980 d.C., che per un periodo si è pensato che fosse riferito alle torri di Credazzo, quando dice un castroforte. In realtà studiosi negli ultimi anni hanno identificato questo castroforte con quello di Collalto, quindi X secolo, 980 d.C., siamo nel periodo che è giusto all'inizio, diciamo, all'inizio della certa fase feudale e specialmente in piena effetto di quello che erano le invasioni ungariche che aveva caratterizzato il territorio, e in base agli editti imperiali era stato concesso di costruire castelli, torri, fossati, mura per potersi difendere. Quindi si lega anche questo castello con alcuni imperatori? Sì, assolutamente, in particolare questo castello che è sempre appartenuto alla famiglia Collalto, che erano conti di Treviso e si sono sempre detti di gens longobarda, quindi hanno sempre rivendicato con totale fermezza e fierezza questa origine longobarda. Da Treviso salgono e si pongono non a caso in questa zona qua, perché comunque c'era il dualismo tra Conegliano e Treviso, il limite era il Piave, quindi Treviso riesce a porre dei suoi conti al di là, in sinistra Piave, al di là del fiume, e comunque quasi a bloccare l'eventuale allargamento della città di Conegliano, del comune di Conegliano. Siamo in periodi ancora però di molto difficili da identificare per una reale politica estera, chiamiamola così, perché sì, Treviso era un comune con una forte capacità di decidere dall'oggi al domani quanto espandere le proprie proprietà. Pensiamo alla storia del quartiere del Piave. Ciò non toglie che in questa zona qui i Collalto sono sempre probabilmente esistite, quindi già dal X secolo, forse anche prima, avevano delle proprietà, e qui abbiamo questa presenza di questo castello, il cui nucleo originario probabilmente lo abbiamo nel Mastio, che noi vediamo questo edificio di 6 piani che ha subito una serie di interventi posteriori, lo si può vedere, lo si capisce dalla tessitura muraria, dall'impiego di materiale diverso che è stato impiegato per la costruzione. Questo edificio qua poi man mano nel corso dei secoli si è ingrandito, come è normale che fosse,
e da questa forse curtis iniziale, man mano, come magari vicino alla chiesa, che qui è dedicata a San Giorgio, man mano ha cominciato ad allargarsi a un primo nucleo, poi ha inglobato un secondo nucleo la parte sotto del borgo, così come lo vediamo adesso, e sicuramente è un'area ben determinata. È anche perché? Un'area strategica. Esattamente, perché? Perché appena sotto c'è il Piave, e il passaggio di quella che è comunemente chiamata una strada romana, Claudio Augusto Altinate, su cui sussistono fortissime difficoltà interpretative, perché non è mai stata chiara se sia mai esistita o meno questa Claudio Augusto Altinate. Di certo in età romana c'era una Opitergium Tridentum, quindi un Oderzo Trento che passava di qui, perché sono nominati i luoghi lungo questo sviluppo, e di certo i ponti cosiddetti romani che sono qua sotto hanno avuto sicuramente dei restauri, perché non possiamo pensare che durino più di 1000 anni, dei ponti nel corso dei secoli successivi fino all'età rinascimentale, forse anche dopo. Quindi una percorrenza lungo in sinistra Piave a ovest, sud-ovest delle colline di Susegana c'è sicuramente. Non sappiamo ben quanto importante. Di certo però per costruire quei ponti là, anche li avessero ereditati da secoli precedenti con l'altro stesso, li hanno mantenuti. È un costo mantenere in ordine quei ponti, però ci tengono. Non a caso questo qui si va a intersecare esattamente con questa zona, che è quella dove il Soligo si getta nel Piave, zona strategica sul quartiere del Piave, che da qua sopra i Collalto controllavano. E ci sono vari documenti nell'arco della storia. Ne abbiamo del 1034, nel 1077. È curioso quello di quel Collalto che prima di partire per la Terra Santa fa chiaramente testamento. E cosa fa? Enumera tutte le minime proprietà che ha la famiglia di Collalto per lasciarle ai suoi, ed è un documento fenomenale, certo. come tutti questi generi lasciti, perché noi riusciamo a ricostruire perfettamente la topografia antica medievale. Quindi è un castello che ha una sua storia anche a livello di fonti. Ed ha anche una storia sfortunata, a quanto pare, questo castello. Sì, è stato abbastanza a volte bersagliato a partire dal 500, quando all'interno di una lite familiare tra Camillo di Collalto e l'altro ramo della famiglia, Camillo fa un attacco e lo distrugge parecchie parti, fino all'epilogo tragico che conosciamo tutti della prima guerra mondiale, quando viene bombardato e rimane questo che c'è. Adesso c'è un progetto di restauro, almeno messa in sicurezza del maschio del torrione e di alcune parti, che chiaramente non pensiamo a un progetto di ricostruzione che venga attuato al pari di quello che è stato fatto 25 anni fa circa al castello di Susegana, quello di San Salvatore. Però di certo un modo per tamponare il deperimento naturale che hanno gli edifici, le strutture nel corso dei secoli, e cercare di preservarlo, perché alla fine queste cose qui, al di là di tutto, sono dei memorie del passato, patrimonio, memorie del passato che noi dobbiamo conservare, acquisire e conservare per le generazioni future. Quindi un punto importantissimo dal punto di vista strategico, militare, un punto fondamentale per la storia, per la leggenda appunto di Bianca, da Collalto, e un posto fantastico anche da venire a fare le passeggiate. Certo. Vuoi aggiungere altro? Ma io direi che... avrei un'ultima domanda, una curiosità mia. So che purtroppo durante la guerra, in particolare la prima guerra mondiale, furono molti i castelli bombardati in questa zona. Mi piange il cuore, quindi ti chiedo, ma perché bombardare dei castelli medievali, come la Torre di Rai, per esempio, o anche questo stesso? Beh, perché per quanto riguarda questo, o anche tipo San Salvatore, che è stato bombardato anche quello dagli italiani, perché erano occupati quindi sono stati bombardati dagli italiani perché erano occupati dal nemico. Tipo quello di San Salvatore c'era dentro il quindi continuavano a fungere da castello, sempre. Da difesa. Era sempre comunque un punto di riferimento. Certo, possiamo eccepire del fatto che non fosse tanto intelligente magari dal punto di vista strategico militare mettere un comando militare nel punto più visibile e più sotto, però questo qua lo lascio ad altri. Diciamo che anche nella prima guerra mondiale c'era una cultura della guerra che era completamente diversa
da quello che abbiamo adesso noi, cioè la morte eroica è contemplata adesso come se fosse una cosa assolutamente normale. Adesso c'è una, diciamo, una retorica notevole su questa morte e anche su questo genere di cose. Pensiamo ai soldati inglesi uccisi durante la guerra d'indipendenza americana perché avanzavano uno di fianco a quell'altro senza difendersi minimamente finché venivano colpiti e morivano e quindi c'è una retorica della morte in guerra. Detto ciò, bisogna sicuramente dire che come San Salvatore c'è il bombardamento e come in altri luoghi, come la Torre di Rai, ci sono bombardamenti o minato. Per quali motivi? La Torre di Rai è stata minata per impedire che diventasse un punto di Rai di San Polo rialzato che potesse aiutare gli italiani nell'avanzata durante la ritirata austro-ungarica per poter identificare il nemico. Poi dopo la Torre di Rai ha avuto una sua storia particolare perché come non fossero bastati i bombardamenti sono arrivati anche la scalonia del terremoto e poco prima l'esplosione di si è infilato dentro nella torre già lesionata un tornado che praticamente l'ha fatto ulteriormente esplodere. Poi negli anni 30 altra botta finale gliel'ha dato il terremoto. Il terremoto sapevo del tornado, no? Il tornado si è inserito dentro un colpo d'aria che si è trovato il tornado e ha fatto esplodere ulteriormente la Torre di Rai. Ma questa è un'altra storia che potremmo raccontare direttamente là. Sì. Bene, ringrazio tantissimo Michele Zanchetta e vi saluto a nome suo e a nome mio e di Icon. Ciao! Ciao!